Incontriamo Marino Finozzi, presidente del Consiglio regionale del Veneto, a Noventa, presso la sede della cooperativa sociale L'Alba, che proprio quest'anno festeggia il 25esimo di attività. Presidente Finozzi, lei oggi a Noventa alla cooperativa sociale L'Alba. È una presenza simbolica la sua? Più che simbolica, dovuta, perché penso che il sistema di cooperative in Veneto siano poco conosciute rispetto magari a altre realtà come l'Emilia Romagna o altre regioni. La cooperativa in Veneto invece ha un ruolo importante, soprattutto nel momento in cui la nostra economia è un po' in difficoltà. E credo che proprio attraverso il sistema delle cooperative potremo dare magari a qualche giovane nuove opportunità di lavoro, soprattutto quando pensiamo che il futuro del Veneto sia più legato alla riscoperta dei nostri prodotti, alla riscoperta del nostro territorio. Abbiamo un territorio bellissimo che forse non è sufficientemente conosciuto e quindi ecco, il sistema di cooperative credo abbiano una marcia in più proprio in un momento in cui il sistema dell'industria è in crisi. Lei ha conosciuto presto il mondo del lavoro. Da bambino accompagnava il padre sull'altopiano di Asiago alla Malga a Campolongo. Sì, credo che questa sia un'esperienza che mi ha dato molto, nel senso che buona parte della mia infanzia l'ho trascorsa tra i malghesi, tra persone anziane che avevano una importante storia da raccontare e persone che avevano addirittura vissuto la prima guerra mondiale, quindi immaginate quale peso di esperienza della storia del nostro territorio. Quindi questo per me è stato fondamentale per farmi crescere attraverso quelle che sono le basi, le radici della nostra terra, della nostra storia. All'impegno in campo politico lei affianca un'attività nel settore imprenditoriale. C'è un'osmosi tra le due attività? Non di solo politica vive l'uomo, come si dice, vivere solo di politica rende l'uomo un po' troppo vincolato dalla politica. Io mi occupo su due settori, uno tradizionale, il settore dell'arredamento, uno un po' innovativo, riguarda le energie da fonti rinnovabili, perché credo appunto che sì, l'impegno in politica è importante, coinvolge e bisogna dedicare molto tempo, però magari tenendo un po' d'occhio anche quello che può essere la vita di un imprenditore che ha bisogno tutti i giorni di capire come può migliorare il proprio prodotto e anche dare qualcosa al territorio dove vive. Il 18 gennaio scorso lei, stanco di attendere i consiglieri regionali ritardatari all'appello, ha annullato la seduta e mandato tutti a casa. Un gesto di rispetto verso le istituzioni. Un gesto di rispetto soprattutto per coloro che arrivano in orario, che rispettano gli impegni, che quando è ora di iniziare i lavori del Consiglio sono lì presenti, mentre altri che magari erano in altre faccende affaccendati, magari già con la testa in campagna elettorale facevano ritardare i lavori. E ora ogni tanto, come si dice, anche un bel scappellotto può essere educativo anche se si è un po' più grandicelli rispetto ai ragazzi. A distanza di tanti anni, qual è il suo rapporto con la terra? Io ho la fortuna di avere ancora un pezzettino di terra, a 800 metri di altezza, quando posso vado lì, porto mio figlio, mettiamo le mani sulla terra, abbiamo un po' di orto, perché il rapporto con la terra ci deve essere sempre e comunque, perché ci fa tornare coi piedi per terra, ci fa capire che la terra è la nostra madre e dobbiamo rispettarla. Ecco, la forza del Veneto per ripartire e superare al galoppo la crisi? Questa più che una crisi è una rivoluzione, una crisi inizia, crea dei problemi, poi l'economia riparte e tutto tornava come prima fino a poco tempo fa. Oggi non possiamo più pensare che tornerà come prima, anzi dobbiamo metterci nell'ordine di idee che dobbiamo riscoprire o trovare nuovi fattori competitivi per il nostro territorio. Io credo ad esempio che dobbiamo sfruttare di più quello che il nostro territorio può offrire. L'industria del turismo oggi è l'industria più importante in Veneto, è l'unica in crescita, è l'unica che può dare da vivere a settori diversi, non solo chi lavora direttamente nell'ambiente del turismo, ma anche l'agricoltura, l'artigianato artistico, quindi c'è una filiera molto, molto ampia e credo che il nostro territorio possa riscoprire i tesori
che da un punto di vista naturalistico, da un punto di vista artistico possono essere messi a disposizione di questa montagna di persone che vengono a visitare il nostro territorio. Sono circa 60 milioni di presenze annue, oggi forse troppo concentrate in quelle che sono le aree cosiddette ad attrazione, alta attrazione turistica come Venezia, le spiagge, Cortina, il Garda, le terme. Credo che la provincia di Vicenza e quest'area che è a cavallo tra i Colli Iberici e i Colli Ugani possa essere veramente un tesoro da mettere sul piatto della promozione turistica e portare qua tanta gente a scoprire non solo le nostre bellezze ma anche i nostri prodotti. Grazie.